aperta con un'esibizione di cheerleading, la quarta edizione di Santa Champions, la premiazione degli sportivi sammargheritesi che si distinguono nelle varie discipline. Rapallo Cheers infatti sbarca in questi giorni con i suoi corsi anche a Santa. È uno sport purtroppo ancora un po' sconosciuto, però si divide un po' tra la danza e l'acrobatica. Quindi è una disciplina sportiva a tutti gli effetti. Pian piano le mamme anche iniziano a conoscere questo sport e vedono che è uno sport che ci vuole comunque impegno, non è solo sventolare un po' i pompon, e quindi piano piano è una realtà che sta crescendo in Liguria ma anche in tutta Italia, fortunatamente. La storia di questa disciplina si è intrecciata nel corso della serata con quelle di tanti atleti, giovani e meno giovani, che sul palco dell'auditorium delle scuole medie hanno raccontato la loro esperienza al numerosissimo pubblico presente. Chiediamo alle associazioni sportive di darci i loro nominativi degli atleti più rappresentativi. Alcune associazioni sportive hanno preferito anche segnalare l'intera classe proprio per dare un po' di incentivo nello sport. Fra le curiosità, la storia di Beppe Scotto, commerciante ma grande appassionato delle due ruote, tanto da aver percorso in bici, nell'arco della propria esistenza, la stessa distanza che c'è fra la Terra e la Luna. Quanti chilometri sono dalla Terra alla Luna? 384.000 chilometri. E lei in bici li ha percorsi tutti in questi anni? Anzi, diciamo anche di più. Questi qui sono quelli ufficiali che ho segnato, però sicuramente ne ho fatti molti di più. Ecco. O quella di Salvatore Deiana, già sub nell'Arma dei Carabinieri, oggi campione di nuoto in piscina e in acque libere, pluripremiato sia in ambito nazionale che internazionale. Dal pensionamento mia moglie mi ha proibito assolutamente di scendere sott'acqua da solo e a quel punto lì mi sono data al nuoto, anche perché penso di non ricordare un periodo in cui io non ho saputo nuotare, non me lo ricordo. Le storie sono anche quelle degli atleti che hanno iniziato a Santa Margherita per poi proseguire la carriera altrove, come Edoardo Marchetti, nato dal punto di vista sportivo nella Canottieri Argus. E complessivamente quanti titoli italiani hai già vinto? Io personalmente 8. Ho vinto l'8º proprio a gennaio con il campionato di fondo di Pisa in quattro senza con i miei compagni e sì, siamo a 8, un bel traguardo.